Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, benvenuti a tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori di tutta Italia. Veramente quest'anno in questa edizione digitale di Giobbe Orienta, che come sapete è la manifestazione sull'orientamento scolastico più importante d'Italia, siamo in collegamento in maniera veramente amplissima con tutta la nostra penisola che avete appena visto nel video di Confindustria Moda, un vanto nel mondo, quello della moda, questo mondo dentro al quale noi oggi vi porteremo e che vi faremo conoscere in maniera un pochino diversa, perché tutti amiamo la moda, ma che cosa c'è veramente dietro la moda? Credo che moltissimi di voi non sappiano che cosa c'è dietro alla figura dello stilista, che è quella che per eccellenza noi immaginiamo, ma senza una miriade di professioni tecniche a supporto della creatività non potrebbe esistere il panorama della moda italiana nel mondo, questo vanto dell'Italia nel mondo. E oggi noi, con il Mastertech della moda, vi porteremo dentro a queste professioni, ve le faremo proprio conoscere, vi faremo innamorare di certe specificità che nemmeno immaginate, pensate, e lo faremo attraverso la viva voce di studenti, ex studenti come voi, che hanno trovato la loro strada proprio infilandosi in questo importantissimo filone della moda italiana che rappresenta una grande parte della nostra economia nell'ambito dell'appeal italiano. E lo faremo in un'oretta, quindi oggi facciamo scuola, lo so che siete stanchi di stare al computer, ma facciamo veramente scuola in modo diverso perché vi apriamo un ventaglio sulle possibilità del futuro nell'ambito della moda. 5 anni fa un'indagine di Confindustria Moda che raggruppa poi tutti gli ambiti della moda che possono essere il tessile abbigliamento, poi l'occhialeria e altra oggettistica, le scarpe, un sacco di altre cose che poi vi faremo conoscere più da vicino, aveva detto mancano 48.000 persone per sostituire coloro che andranno in pensione, dobbiamo formarle queste persone. Ora il momento è un po' difficile per la moda in maniera particolare, perché lo sapete con questa pandemia un po' tutto è stato più complicato dal punto di vista professionale, però in futuro ci sarà ancora più bisogno di voi ragazzi, non solo perché le persone della vecchia generazione andranno in pensione, ma perché servono nuove energie, nuove intelligenze, nuova creatività, nuove specificità tecniche con l'avanzare anche della digitalizzazione. Ma proprio per questo vi invito ad ascoltare il presidente di Confindustria Moda, Cirillo Marcolin, per un saluto e anche per una panoramica su quello che sarà il futuro della moda italiana. Buongiorno a tutti, Benvenuto. sono veramente onorato di poter essere qui con tutti voi e con tutti questi giovani che ci in streaming. Due cose direi, il video ha già detto tutto e molto lei ha già anticipato, però è giusto ricordare che Confindustria Moda è una federazione di 7 associazioni che è stata costituita nel 2017 proprio per la volontà di dimostrare al Paese e a tutti che la filiera del settore tessile abbigliamento, moda ed accessorio è una filiera importante, è una filiera completa che parte da aziende che producono materie prime, le trasformano fino al prodotto finale e che chiaramente vediamo poi nelle sfilate. 65.000 imprese sono da noi rappresentate, oltre 600.000 addetti come avete visto dal video. Aggiungerei il fatto che nel 2019 abbiamo raggiunto i 98 miliardi di euro di fatturato con un'incidenza dell'export del 65%. Questo cosa vuole dire? Vuole dire che le nostre imprese nel corso degli anni sono state capaci di vivere le mutevoli condizioni del mercato, reagire, proporre qualcosa di nuovo e oggi abbiamo delle eccellenze, perché lo stile italiano, il bello e ben fatto, è proprio rappresentato da tutti questi prodotti, siano essi un capo d'abbigliamento, un occhiale, un gioiello, una pelliccia, cioè una stessa calzatura. Quindi lo stile è proprio rappresentato dal nostro modo di essere e di proporci attraverso le aziende. Come la giornalista, la Cinzia, ha detto prima, non c'è solo la sfilata è l'ultimo miglio che sintetizza il lavoro fatto prima. Ed è chiaro che adesso andiamo alla questione importante, che è quella dei giovani. È un momento particolare, è un momento difficile, è un momento che vede soffrire di più il nostro comparto rispetto agli altri, ma dobbiamo ricordare che noi siamo la seconda manifattura a livello italiano. Abbiamo una filiera completa che ci invidiano tutti e i giovani sono fondamentali per le nostre imprese perché le imprese sono riuscite a raggiungere posizioni di successo proprio perché hanno seguito il cambiamento, hanno puntato alla creatività, all'innovazione
E chi meglio di un giovane può interpretare il cambiamento, lo può anticipare? Ecco perché dico oggi quanto importante sia la funzione del giovane. La stessa Cinzia ha detto che dovrà sostituire il proprio genitore, dovrà sostituire la persona che andrà in pensione e quindi questo è giusto enfatizzarlo. L'altro aspetto è quello delle professioni. Ci saranno sicuramente le solite professioni tradizionali che però avranno bisogno di nuovi innesti. Il mondo della digitalizzazione è fondamentale, l'abbiamo capito, soprattutto purtroppo in questo periodo di pandemia, lo stiamo vivendo anche oggi qui con voi in diretta. Ci saranno sicuramente nuove professioni tecniche, creative e commerciali che dovranno essere utilizzate da parte delle nostre imprese. E veniamo perciò agli istituti tecnici, agli istituti professionali, agli istituti superiori. Sono gli istituti che oggi offrono corsi molto avanzati e che preparano proprio le professioni della moda, alle quali evidentemente le aziende si devono rivolgere e è stato detto anche prima, che la domanda è molto più elevata dell'offerta. Sono molti di più i giovani che le nostre aziende ricercano di quelli che riescono a trovare. E poi va anche detto un altro aspetto. Noi non cerchiamo persone di serie B. La scuola professionale non è una formazione di serie B, è una formazione completa, è una formazione importante, ma è soprattutto una formazione che consente a voi giovani di ambire a un'importante carriera ai vari livelli della filiera della moda e soprattutto è un settore solido. Questo momento è un momento difficile per tutti, ma vi assicuro che è un settore solido, è un settore affascinante e soprattutto nel mondo tutti chiederanno prodotto bello e ben fatto italiano e voi potrete avere un'occasione di far crescere le imprese e mantenere questa leadership che con tanta difficoltà, magari i nostri genitori, io provengo dal mondo dell'occhialeria, mio padre ha fondato l'azienda Marcolin, leader oggi nel mondo dell'occhialeria, ho lavorato per molti anni, ho fatto l'amministratore delegato, anch'io sono partito dopo aver compiuto i miei studi, quindi credo che ci siano ancora oggi grosse opportunità e che vi potranno dare grossa soddisfazione. Vi ringrazio, vorrei però chiudere il mio intervento e non vorrei dimenticare di ringraziare la rete TAM e la rete ITS perché dal mio punto di vista saranno fondamentali nei prossimi anni nella collaborazione con Confindustria Moda proprio per affrontare le tematiche della formazione dell'orientamento scolastico professionale. Grazie ancora. Grazie Presidente Marcolin, e ha detto bene, c'è bisogno di reti tra mondo della produzione, dell'industria manifatturiera della moda e la scuola, perché bisogna che ciò che la forma sia in linea con le esigenze delle aziende. Solo così si può creare quella che è una strategia win-win, no? Vincono le imprese perché hanno persone in gamba preparate per lavorare ed essere subito sul pezzo, come si dice, e la scuola, d'altra parte, forma persone che possono avere effettivamente un'occupazione coerente col proprio titolo di studio, che è importantissima. Grazie Presidente, proprio per questo motivo accogliamo adesso Roberto Peverelli, che è Presidente della rete TAM. Benvenuto a Roberto Peverelli, anche Preside dell'Istituto Carcano di Como, ed è Presidente della rete TAM, che è una rete che riunisce 90 istituti tecnici e professionali della moda italiana. In che modo aiutate i giovani a trovare occupazione effettivamente? Com'è che si crea questa collaborazione con le imprese? Ma la collaborazione con le imprese, che per noi è fondamentale, prende forma proprio nel contatto costante che le nostre scuole hanno sul territorio con le aziende di riferimento con cui operano in sinergia proprio in modo quotidiano. Fare rete aggiunge qualcosa a questo, fare rete aggiunge qualcosa perché consente a tutte noi, alle 90 scuole appunto che hanno aderito alla rete, di rapporti con aziende, di condividere esperienze, di condividere qualità che nelle nostre scuole prende forma. Perché se è vero, come diceva bene il Presidente Marcolin, che dietro tutto il lavoro che si vede affiorare, apparire sulle passerelle, nei negozi, nelle sfilate, c'è un'enorme quantità e qualità di lavoro tecnico, quella qualità e quella quantità prende forma dentro le nostre scuole, dentro i nostri istituti. E il nostro scopo come rete è mantenere viva questa qualità e farla crescere ancora. E per farla crescere ancora serve sinergia tra di noi e relazione stretta col tessuto delle imprese.
Presidente, so che ogni anno voi fate una notte della moda, è una cosa molto speciale per aprire le porte degli istituti tecnici e professionali della moda. Quest'anno per ovvi motivi non si è potuta tenere, però ieri avete tenuto questa giornata della moda online. Come è andata? Che interesse È c'è andata bene, nel abbiamo settore? avuto molti contatti, è stata molto apprezzata da chi ha avuto la possibilità di seguirla, è ancora ovviamente reperibile attraverso i link che sono attivi sulla piattaforma anche di Job Orienta. È chiaro che la Notte della Moda ha un fascino particolare, è stata un'esperienza che ha avuto molto successo, la scuola aperta, le piazze aperte, i nostri ragazzi, i nostri lavori visibili a tutti e che tutti potevano incontrare fisicamente, in persona, no? In presenza. Quest'anno purtroppo non è possibile, la giornata della moda però è stata una buona soluzione e qualcosa che ha consentito comunque di raggiungere dovunque sul territorio nazionale persone, ragazzi, famiglie, persone interessate a conoscere e a comprendere quanta qualità, quanto lavoro, quanta ricchezza professionale c'è in queste scuole, che davvero danno ai ragazzi quella formazione che consente al nostro paese di essere uno dei paesi d'avanguardia della manifattura in Assolutamente. generale, in particolare in questo settore, di essere un paese trainante, leader a livello mondiale. Grazie a Roberto Peverelli, ma restiamo nell'ambito della sua scuola, di quella che lui dirige a Como, che è l'Istituto Paolo Carcano, perché adesso entriamo nel vivo, ragazzi. Adesso vi portiamo a conoscere studenti ed ex studenti di istituti tecnici e professionali della moda e vi raccontiamo la loro esperienza, così vi facciamo un po' innamorare di queste professioni tecniche della moda. Iniziamo con Vittoria Muscionico, ex alunna appunto del settificio Paolo Carcano di Como, che ora lavora tra i tessuti pregiati dell'azienda Ratti di Como. Allora, era brava naturalmente a disegnare, come tanti di voi, e ha pensato anche di fare il liceo. Perché alla fine, Vittoria, non hai fatto il liceo e hai scelto un altro tipo di istituto? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io ho deciso di scegliere settificio e non un liceo perché io fin da piccola avevo questa passione per la moda, questo voler avvicinarmi il prima possibile a questo fantastico mondo e quindi ho deciso di iscrivermi al settificio perché ho pensato fosse la scuola giusta per avere una panoramica a 360 gradi di quello che è il mondo del tessile, che non è solo moda intesa come stilista, e perché sapevo che questa scuola aveva e ha tuttora un fortissimo orientamento su quello che è il lavoro nel modo più concreto possibile, quindi pensavo fosse la scuola giusta e ad oggi posso solo confermare che è stata la scuola giusta. Quindi assolutamente... E infatti, Vittoria, tu dopo esserti diplomata a luglio, a settembre già lavoravi da Ermenegildo Zegna, hai fatto diverse esperienze, Esatto. però una cosa è importante forse dire, è una scelta che anche dal punto di vista professionale ha richiesto impegno e sacrifici? Cosa ti è successo poi? Assolutamente, infatti io credo che le parole chiave per il nostro mondo, soprattutto per noi giovani, siano passione, sacrificio e voglia di mettersi alla prova. Senza è molto difficile. Parlo di sacrificio perché io ho avuto la fortuna di entrare da Ermenegildo Zegna a settembre del 2012, quindi 3 mesi dopo essermi diplomata, ma ho lavorato per 5 anni a Novara. Abitando a Como voleva dire tutti i giorni 230 km. Quindi questo per una ragazza di 18 anni in quel momento era un sacrificio abbastanza impegnativo perché comunque mi teneva lontano da casa e lontano da quello che era la mia vita in quel momento praticamente tutto il giorno, tutta la settimana. Quindi cioè, serve fare un sacrificio all'inizio per poi dopo cogliere i frutti. Benissimo, grazie a Vittoria Muscionico che adesso è product manager, anzi era product manager in Ratti, adesso è passata alla parte commerciale, vero? Esatto, sì. E quindi sta ampliando anche le sue competenze perché tutto serve poi, no? per salire nella scala dell'importanza. Perché da Zegna seguivo prodotto uomo, sono entrata in Ratti, ho iniziato a seguire sempre come product manager
tutta la parte uomo, ma non solo l'accessorio tessile, più a 360 gradi abbigliamento, e dopodiché adesso sono commerciale e mi occupo di vendita per quanto riguarda abbigliamento uomo, donna e mare, quindi molto a 360 gradi. E tutto quello che c'è di nuovo, io consiglio sempre di coglierlo, nel senso l'opportunità di fare la commerciale è arrivata in modo abbastanza inaspettato e ho detto perché no, vediamo cosa mi può dare in più, e tutto quello che c'è di nuovo è in più, poi può piacere o non piacere, però vale la pena. Grazie Valeria. Grazie Valeria, che ha dimostrato che per arrivare bisogna un po' uscire dalla propria zona di comfort e sfidarsi in competenze nuove, in ambiti che magari non si conoscono bene, ma che aggiungono sicuramente competenze e anche prestigio al proprio lavoro. Rebecca Roselli dell'Istituto Benvenuto Cellini Tornabuoni, che esiste dall'800 a Firenze, sei con noi? Sì, ciao a Aspetta un tutti, attimo. Ok, benissimo, buongiorno Rebecca. Allora, anche lei voleva buongiorno. disegnare vestiti fin da piccola e adesso invece realizza borse di Gucci. Passando dalla Esatto. disegnare vestiti al creare borse, che cosa ti sta dando questo lavoro? Che cosa hai scoperto passando a un campo completamente nuovo? Beh, ho scoperto un mondo nuovo. Diciamo che non mi aspettavo che mi appassionassi così tanto alla pelletteria, e invece, grazie anche al percorso scolastico che ho fatto, ci sono riuscita, ecco. Quanto tempo hai impiegato a trovare lavoro dopo il diploma? Beh, è passata l'estate del diploma e poi ho trovato subito lavoro, sono sincera. Senti, ma tanti genitori vogliono che i figli facciano il liceo. I tuoi ci sono rimasti male quando Beh, poi hai deciso di fare un istituto che invece era più manuale, se così vogliamo dire, meno intellettuale, un percorso meno umanistico? diciamo che non erano né contenti né dispiaciuti, una via di mezzo possiamo dire, perché erano un po' perplessi, però alla fine si sono ricreduti e sono rimasti contenti della scuola che ho fatto. Senti, tu hai fatto il percorso al Carcano per disegnare vestiti, ma ti è servito poi questo percorso per andare a realizzare borse? Sì, 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 perché alla fine comunque la moda si ricollega tutta, e anche se non era proprio la stessa materia, perché si parlava di vestiti e non di borse, le cose si ricollegano sempre e ti aiutano ad avere un passo in più, ecco, a conoscere meglio quello che fai. Benissimo, grazie mille a Rebecca dell'Istituto Benvenuto Cellini Tornabuoni di Firenze. Si sente che sei toscana. Grazie, grazie a Rebecca. A E voi. c'è adesso uno dei docenti della Benvenuto Cellini, insegna tecnologia dei materiali, cosa importantissima, perché se non si conosce il materiale non si può neanche pensare a una collezione, non pensate solo materiali per fare accessori, ma proprio anche per fare i vestiti, no? Professore, qual è il vostro tasso di occupazione? È con noi? Eccoci qua, ci siamo. Sì, Che tipo buongiorno, di tasso buongiorno di a tutti. occupazione, che tipo di tasso di Allora, occupazione molte delle nostre garantisce chi esce da lì? Molte delle nostre ragazze, come ha testimoniato adesso Rebecca, poi entrano nel mondo del lavoro, una buona percentuale. Un mondo del lavoro che appunto non è fatto soltanto come si stava dicendo prima, dall'abbigliamento in tessuto, quello per cui la nostra scuola forma, ma anche per la pelletteria. Quindi diciamo che chi si approccia a noi lo fa anche per un passaparola, anche avendo sentito le esperienze di altre ragazze che poi alla fine dei 5 anni, come è capitato a Roselli, ma anche a tante altre, hanno trovato poi un'occupazione in tempi anche abbastanza brevi, diciamo. Come si passa a appassionarsi del disegnare un vestito a appassionarsi al materiale, alla tecnica del materiale? Che succede? Questo penso sia non soltanto del materiale, ma anche di altre figure, come si stava dicendo prima, più tecniche, che inizialmente non vengono previste da chi si iscrive a scuole come le nostre, ad esempio la modellista. Sicuramente questo presumo sia merito anche del corpo docenti, che cerca di far vedere come la moda non sia soltanto quel mondo di creatività, ma che ha bisogno anche di tutti quei tecnici
tecnici che si stava dicendo prima, che sono indispensabili per realizzare quel sogno. Quindi si è comunque parte di quel sogno, no? Ecco, voi come scuola vi state anche un po', visto che siete in Toscana, che è un distretto importante per la pelletteria, Sì. state anche focalizzandovi su questo in questo momento? State ampliando la vostra offerta Sì, formativa? esatto. Vogliamo ampliare la nostra offerta formativa e proprio in questi giorni stiamo cercando di allestire un nuovo laboratorio di pelletteria, perché il bacino Firenze, tutto intorno a Firenze, la pelletteria è importantissima, forse è uno dei settori più importanti, e allora anche se tradizionalmente noi siamo un istituto che si lavora sul tessuto, sull'abbigliamento in tessuto, vogliamo affiancare nuovi contenuti, nuove competenze, anche perché appunto, insisto, come ha dimostrato Rebecca prima, molte delle nostre studentesse poi sono andate nel settore proprio della pelletteria, e allora per dare una maggior competenza alle ragazze in uscita vogliamo allestire un nuovo laboratorio e quindi nuove competenze per le ragazze. Benissimo, grazie professore, la lasciamo tornare in aula senza spostarsi dal computer, perché va così di questi tempi. Grazie per la partecipazione e la sua testimonianza. E passiamo al mondo dell'occhialeria. Uno dice, ma che c'è da spiegare? Sono 2 lenti e 2 stanghette, e invece è tutto un mondo specialissimo e molto molto interessante, specialmente con le nuove tecniche 3D che si affacciano. E c'è anche una realtà che si chiama ITS, di Certottica, che è praticamente l'Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici, che fa formazione continua per i lavoratori ma anche per i giovani, che con un biennio li fa diventare super tecnici dell'occhiale. Ha frequentato questo biennio la nostra Luisa Adami. Buongiorno Luisa. Siamo in tutta sicurezza, vedo. Allora, Luisa ha frequentato, pensate, un istituto tecnico turistico, dopodiché non ha voluto fare l'università ed è andata direttamente a fare questo biennio di ITS da super tecnico. Com'è frequentare un ITS avendo fatto un percorso completamente diverso? Ce la si può fare? Sì, assolutamente. Anzi, nascono proprio per quelle persone che non si sentono pronte ad affrontare un percorso di studi, quale magari l'università, ma che sono un po' più pratiche e vogliono mettersi in gioco subito, non aspettando 3 o 5 anni, che hanno bisogno di mettersi in gioco subito. Come hai fatto a convincere i tuoi genitori che non volevi fare l'università? Perché so che è stata dura. Sì, perché loro tradizionalisti pensavano o vai all'università o vai a lavorare. Dal momento in cui ho scelto di, in un primo momento, lavorare e poi di iscrivermi all'ITS, non capivano cosa stessi facendo, non erano d'accordo, però ora sono soddisfatti, assolutamente. Ecco, una cosa molto interessante è che lei ha cominciato a lavorare come operaia in un'azienda di occhialeria. Sì. E perché poi ha pensato di fare l'ITS? Ascoltate bene, perché questa è una cosa molto interessante che tutti i produttori nell'ambito della moda e non solo dovrebbero tener conto, no? Dare orecchio o prestazio a quello che si dice in Kaizen, che è questa filosofia della restare nell'ambito produttivo, di vedere cosa succede, si chiama Gemba, no? Cioè, ecco, che cosa ti succedeva mentre tu realizzavi occhiali? Io vedevo che magari una cosa non andava bene, un pezzo si rompeva, dicevo ma perché questo lo fanno in questo modo? E da lì ho pensato ma perché non posso decidere io come fare e come evitare certi problemi poi in una produzione? E quindi ho trovato il percorso perfetto per affrontare questa sfida. Volevo di più e così ho fatto. Volevi di più tu e sei riuscita a dare di più anche all'azienda in cui lavoravi. Dunque, poi tu sei passata in Telios, che è una grande azienda che è nata in pochi anni, volevi veramente tanto lavorare lì, ma non ti accettavano, non venivi selezionata. Come hai fatto poi per essere selezionata? Io con la scuola ITS siamo venuti in azienda a fare una visita e lì mi sono innamorata. E quindi da lì ho chiesto all'ITS di poter fare lo stage in azienda, abbiamo fatto delle selezioni alle quali non sono passata, ma il mio amore era talmente grande che ho chiamato tutte le agenzie, continuavo a dire se sapete di quell'azienda che assume fatemi sapere, ero proprio determinata a voler lavorare qui.
E ce l'ho fatta. Capito? Ecco, chi la dura la vince. Brava, hai Sì. un grande carattere, oltre che una formazione molto solida. Sono sicura che ci sarà una bella progressione. Tra l'altro, qui adesso ospitiamo proprio la HR manager della tua azienda. Quindi hai anche avuto modo di metterti particolarmente in luce. Benvenuta ad Alessandra Cerentina, Global HR Manager di Telios, l'azienda appunto per cui lavora Luisa oggi. Dottoressa Cerentina, qui mi sembra che abbiamo veramente dei giovani molto in gamba che possono andare di là forse di quello che l'azienda stessa si aspetta. Non la sentiamo, forse deve sbloccare il microfono. Pronto? Forse il microfono sul video? Chiedo scusa. Ok, perfetto. Sì, funziona ora, perfetto. Sì, no, giovani veramente in gamba e determinati. Beh, avete visto la Luisa, chiunque l'assumerebbe, quindi siamo contenti di averla con noi. Pensi che non la volevate neanche assumere? No, era solo una contingenza perché in quel momento non cercavamo, quindi non era determinato da lei, ma solo dalla contingenza aziendale del momento, quindi assolutamente appena abbiamo potuto, avendo poi anche assistito appunto al lavoro che aveva svolto durante il percorso in ITS, ci eravamo proprio segnati il nome e quindi è stato un amore reciproco che appena abbiamo potuto si è consumato, diciamo, in questo rapporto di lavoro che sicuramente si protrarrà per molto tempo, spero. Determinante sicuramente il ruolo di Certottica e dell'ITS, perché per noi aziende in questo gap proprio di cambio generazionale dove queste professioni non si trovano più sul mercato, spesso ci chiediamo come avremmo fatto senza Certottica e senza l'ITS, quindi indubbiamente la determinazione dei giovani è fondamentale, ma la formazione data tramite i percorsi ITS è altrettanto fondamentale per permettere alle aziende, l'azienda come la nostra, Telios, è nata in 3 anni da 0 a 600 persone nel mondo oggi, dove più della metà sono giovani neodiplomati o dai 19 ai 26 anni, quindi più della metà del nostro organico è formato da queste persone che, se non ricevono una formazione di base quantomeno adeguata per iniziare il loro percorso, metterebbero davvero in difficoltà l'iter di inserimento in azienda e quindi i risultati stessi dell'azienda. Pertanto veramente l'ITS è un percorso fantastico. Per quanto riguarda Certottica, le persone che forma, praticamente il 100% delle persone che seguono questi percorsi poi trovano un'occupazione quasi immediata, quindi secondo me è un aspetto veramente interessante da valutare per i giovani che ci stanno ascoltando. Dottoressa, volevo chiederle in futuro brevemente quali saranno le specialità, le specializzazioni che ricercate nei ragazzi in questo ambito dell'occhialeria? Allora, diciamo, più che specializzazioni, noi cerchiamo la declinazione in competenze e attitudini di quelle che sono 2 ingredienti per noi di una ricetta fondamentale per vincere la sfida del futuro, che sono in primis l'attitudine al Made in Italy, che so che è un po' strana da dire, ma noi ce la raccontiamo così, che è l'attitudine alla creatività, l'apertura mentale di accogliere il cambiamento, di essere pronti a pensare diversamente, a includere quello che è una nuova idea rispetto a un nuovo modo di approcciare il mondo. Okay. E questo è dato proprio dalla possibilità di lavorare su una mente giovane che ancora non ha dei preconcetti, quindi sicuramente questa è un'attitudine. Okay. E poi c'è il lato delle competenze, le competenze digitali, quindi l'altro aspetto fondamentale è quello di avere il connubio, come ci siamo detti fino adesso, tra la creatività e la tecnica oggi passa sicuramente per il digitale, quindi sicuramente questa è una parte fondamentale da sviluppare. Benissimo, grazie infinite alla dottoressa Cerentin, Global HR Manager di Telios. E poi per quanto riguarda gli ITS, avete sentito che importanza hanno gli istituti tecnici superiori per le imprese, avremo proprio un focus particolare su questi perché nella moda ce ne sono ben 8 e ne parleremo tra poco. Ma andiamo adesso in un altro settore della moda che è quello della pellicceria, con l'ex alunne della scuola Pianeta Formazione Moda di Pescara, abbiamo Giada Iannetta. Buongiorno Giada, allora lei è arrivata in finale all'ultima edizione del concorso ricerca e innovazione, quali esperienze ti ha aperto questo concorso della tua scuola? Beh, sicuramente mi ha messo a conoscenza di
Ecco, questo concorso mi ha permesso di conoscere professionisti del settore che a loro volta mi hanno dato importanti istruzioni per mettere in pratica l'idea che avevo, ovvero quella di intraprendere un percorso dove posso andare a lavorare con l'economia circolare attraverso il riciclo e il riutilizzo delle pellicce, appunto. Quindi un ambito di sostenibilità. Senti, assolutamente sì, assolutamente sì. Mi hai detto una cosa importante quando ci siamo sentite, la fortuna bisogna farsela capitare, nel senso che il mondo, la concorrenza è forte. Come stai lavorando in questo senso? Che cosa significa quello che mi hai detto? Beh, la fortuna bisogna cercarla, bisogna farsela capitare, nel senso che non devi mai fermarti davanti magari agli ostacoli che ti capitano davanti, soprattutto in questo particolare periodo che tutti sappiamo, bisogna non fermarsi e continuare a cercare, facendoci soprattutto aiutare anche dall'internet, che oggi è molto importante, quindi farsi conoscere, soprattutto ecco, attivando magari dei propri profili personali dove tu puoi contattare aziende, quindi metterti in contatto con persone importanti con cui tu puoi lavorare insieme, collaborare o anche magari scambiarsi delle idee che appunto sono formative per un tuo percorso. Ci vuole comunque tanta determinazione. Sicuramente, grazie mille Giada, quindi anche questa è una lezione, non aver paura di proporsi, perché si è giovani, dice vabbè faccio anche fatica, però non aver paura di proporsi, scrivere, bussare, mandare dei curriculum magari scritti a mano, portarli di persona, insomma trovare occasioni per incontrare persone nell'ambiente in cui ci piacerebbe lavorare, tutto questo fa parte del costruirsi la propria fortuna. E se la sta costruendo anche Valentina Micolucci, una tua ex compagna di scuola che ha sviluppato questa passione perché aveva entrambe le nonne sarte, questo vuol dire molto, no? Vedere quello che fanno i tuoi genitori, i tuoi nonni e poter innamorarsi del mestiere. Lei adesso lavora in una pellicceria dove però rimette a modello vecchie pellicce, quindi anche qua un grande lavoro di economia circolare e di sostenibilità. Questo credo sia un plus per te in questo ambito. Beh sì, sicuramente. Buongiorno a tutti intanto. Sì, noi cerchiamo, come ha detto anche Giada prima, un lavoro un po' ecosostenibile, quindi io in particolar modo mi occupo proprio di smontare e ricreare pellicce con modelli più attuali, quindi con una modellistica più attuale, e parliamo di capi comunque di molti anni fa, quindi queste vestibilità eccessivamente ampie, e cerchiamo in questo modo anche di, come si può dire, andare incontro anche a commenti un po' negativi per quanto riguarda il movimento animalista, perché purtroppo proponendo capi sempre nuovi, quindi purtroppo sacrificando sempre più animali, abbiamo comunque riscontrato problemi anche da questo punto di vista con questa economia circolare. Però quindi la pellicceria è anche sostenibilità. Sì, esatto, proprio per questo motivo noi cerchiamo di lavorare con materiali, cioè riutilizzando materiali del passato, proprio per evitare un impatto eccessivo anche sull'ambiente e sull'ecosistema. Senti, Valentina, si dice moda e si pensa alle grandi città, no? Milano, Roma, Firenze, dove ci sono dei grandi istituti. Tu ti sei specializzata in modellistica all'Accademia Pianeta Formazione di Pescara. Perché questa scelta? Cosa ti ha dato e che differenza c'è con le grandi città? Allora, io sono del parere che non è la grande città, il nome della grande città a darti la formazione giusta. La formazione giusta dipende anche da come noi ci approcciamo al settore, al percorso di studi. Io non mi pento assolutamente della scelta, ho avuto una formazione veramente di altissimo livello che mi ha permesso appunto di
cominciare a lavorare anche prima del diploma di laurea, quindi mi ha aperto veramente, mi ha spalancato le porte comunque nel mondo del lavoro. Non è la grande città diciamo a stabilire il livello di preparazione degli studenti. Questa è una cosa su cui io mi batto molto anche quando mi domandano altri ragazzi il mio percorso di studi, comunque chiedono consigli per approcciarsi, diciamo, a un percorso. Io l'ho sempre detto, non è la città a darti la preparazione necessaria a introdurti nel mondo del lavoro, dipende da te stesso, da come tu ti poni, e questo può accadere anche e soprattutto in un ambiente un po' più piccolo come è stata anche la mia accademia, diciamo. Grazie Valentina. Una Quindi formazione che fateci assolutamente caso. non... Grazie Valentina, fate caso a queste parole perché ecco, magari si dice moda, si pensa solamente alle grandi città che sicuramente hanno una formazione di eccellenza, per la formazione di eccellenza come testimonia che la rete TAM, cioè in tutta Italia sono tantissimi gli istituti, fatevi consigliare dai vostri docenti orientatori che sono all'ascolto, perché sicuramente sapranno darvi il consiglio più giusto per voi, per l'istituto da frequentare se amate questo mondo. Passiamo a un altro settore importantissimo per la moda, che è quello dell'oreficeria, della gioielleria. In Italia ci sono centri di eccellenza come Valenza, Arezzo, il distretto napoletano, naturalmente non posso non nominare Vicenza, dal quale vi parlo. Alessandra Sena frequenta il quinto liceo artistico Carrà dell'Istituto Cellini di Valenza, ma lavora da gennaio scorso con la formula dell'apprendistato, che è una cosa molto importante. Lavora alla BMC Gioielli. Che cosa sta imparando, Alessandra? Buongiorno a tutti, sono molto emozionata di essere qui a parlare con voi. Io sono nel campo orefici e sto collando per adesso le pietre sui gioielli e pian piano mi stanno insegnando le varie tecniche, come fare, insomma non è facile, però mi piace e sono contenta e sono comunque circondata da belle persone, quindi è anche è una bella cosa, ecco, perché comunque soprattutto le persone che ti stanno intorno è una grande cosa, perché non è da tutti, ecco. Esatto, non è da tutti. Tu stai seguendo un percorso di formazione di primo livello. Guardate, fate caso anche a queste opportunità che vi possono offrire le scuole, perché in sostanza Alessandra lavora e guadagna in questo momento, vero? Perché è il percorso che ti permette anche di guadagnare qualcosa. Sì, da quello dell'apprendistato sì. Infatti da quando sono qui appunto vado sia a scuola e vengo anche qua in azienda e sì, mi pagano comunque, c'è un guadagno. È quella che si chiama formazione duale e che è importantissima sia per i ragazzi per trovare lavoro che per le imprese. Ne parliamo con Alessia Crivelli, che vedete insieme ad Alessandra, che è direttore marketing e comunicazione dell'azienda di famiglia, la Crivelli Gioielli, e presidente della fondazione Mani Intelligenti, che raggruppa le aziende del gioiello del distretto valenzano e si occupa di formare i futuri maestri orafi. La fondazione è nata nel 2018, dottoressa Crivelli. Perché? Di che cosa vi siete resi conto 2 anni fa? Allora, buongiorno a tutti. Ci siamo resi conto che mancava una generazione, fondamentalmente. Ci siamo resi conto che il nostro mestiere era presente nel mondo, ma non era più attrattivo, e che i nostri ragazzi scappavano da questa città e andavano a fare tutt'altro. Le aziende, noi abbiamo tantissime aziende storiche, il nostro è uno dei 4 distretti orafi, come giustamente ha detto lei, e cominciavano a capire, abbiamo ragionato proprio sui numeri, noi da qui ai prossimi 5 anni andavamo a perdere un 40-50% di forza lavoro, quindi le mani intelligenti se ne andavano. Non avremmo più avuto trasmissione di competenze, non avremmo più avuto tradizione e storia, quindi abbiamo cominciato a ragionare con una logica privata, quindi con le aziende, imprenditore verso imprenditore, per cercare di capire come fare a trovare una soluzione. Abbiamo lavorato insieme creando questa fondazione che si occupa della formazione fatta pura e finita, quindi lavorando in sinergia con le scuole, lavorando in sinergia con i ragazzi, quindi cercando di matchare le esigenze. Noi dalla nostra parte abbiamo aperto le aziende, quindi abbiamo fatto in modo che loro potessero vedere e vivere quello che è realmente il mondo orafo,
e soprattutto abbiamo iniziato ad ascoltarli, quindi a cercare di capire come le nostre competenze possono essere recepite da loro e come loro le possono trasformare. Senta, voi lavorate anche con licei artistici, scientifici, oltre che ragionerie, istituti professionali, tecnici. È pensabile un liceo del gioiello? Ci state pensando? Una sorta di liceo del gioiello, se vogliamo chiamarlo liceo? È già in corsa al MIUR, è già in discussione al MIUR, ci stiamo lavorando. Infatti questo... E quando potrebbe nascere e dove? Allora, in liceo noi abbiamo il liceo artistico, quindi più a Valenza. Diciamo che abbiamo avuto un po' di stop perché a causa Covid abbiamo avuto qualche piccolo rallentamento. Però l'idea è proprio farlo nascere qui. Nasce anche dal fatto che avendo l'alternanza in terza e in quarta e quinta l'apprendistato di primo livello dei ragazzi, c'è una connessione con il territorio e con il nostro mestiere molto forte. In più abbiamo l'arrivo a ottobre dell'anno prossimo, ormai perché dovevamo aprirlo quest'anno, ovviamente a causa Covid non abbiamo potuto, dell'ITS anche qui. Quindi avremo anche noi l'istituto tecnico superiore, logicamente per un tecnico specializzato sul processo. Benissimo, grazie ad Alessandra Sena e Alessia Crivelli. Avete sentito che anche il mondo della oreficeria, gioielleria offre delle grandi opportunità e sta cercando appunto mani intelligenti per un trasferimento di competenze dalla vecchia alla nuova generazione. Un altro settore della moda che vi presentiamo ed è l'ultimo prima di un focus sul Ministero dell'Istruzione, l'ITS, nell'ambito del lavoro, è quello della concia. Ora, il settore tessile e soprattutto e anche il settore della concia sono settori che utilizzano molta acqua, sono settori che si definiscono inquinanti, ma in realtà in questi ultimi anni sono stati fatti passi da giganti nell'ambito della moda e anche nell'ambito della concia per la sostenibilità. Tant'è vero che qui abbiamo Sebastiano Gonella che è un Green Leather Manager, si è formato in un altro istituto tecnico superiore. Ciao Sebastiano. Un istituto tecnico superiore, un ITS della concia che c'è a Verzignano, che è un importantissimo distretto della concia italiano, probabilmente il più importante, e adesso lavoro in una conceria, la conceria Dani, che è una delle più avanzate dal punto di vista della sostenibilità. Ti piace questo lavoro? Avresti pensato di farlo da piccolo, visto che sei nato in una vallata, quella del Chiampo, che appunto ha un sacco di concerie? Allora, no, innanzitutto non mi sarei aspettato di andare a fare un lavoro del genere, diciamo ero molto più puntato su un mestiere dal punto di vista scientifico, diciamo. Appunto al termine del percorso delle scuole superiori mi è stato presentato questo corso di ITS e l'ho scelto subito in quanto ero convinto mi potesse dare una forte spinta ad entrare nel mondo del lavoro, avendo però comunque una formazione specializzata. L'ho trovato inoltre un ottimo compromesso tra la parte di studio, quindi la parte teorica, e l'attività pratica, entrambe altamente specializzate. Inoltre, come diceva lei prima, qui ad Arzignano abbiamo uno dei più grandi distretti della pelle a livello mondiale e diciamo che ero convinto di poter dare anch'io il mio contributo e soprattutto imparare molto. Adesso tu dunque ti eri formato come in un indirizzo di biotecnologie sanitarie e sei passato a questo ambito della concia. Quanto tempo ci hai messo a trovare lavoro dopo aver frequentato l'ITS? Allora, sì, diciamo ho terminato il percorso di ITS nel luglio del 2019 e a breve, quindi dopo soli 2 mesi, ho cominciato a lavorare all'interno dell'azienda Dani, nella quale ho fatto anche entrambi gli stage dei 2 anni. Quindi abbiamo avuto sicuramente modo di conoscerci reciprocamente. Attualmente lavoro come assistente tecnico di laboratorio all'interno della conceria Dani, appunto, dove vengono praticamente testate le performance richieste per la pelle prodotta.
E l'azienda Adani, appunto, come faceva riferimento lei prima alla sostenibilità, è un'azienda che dà molta importanza e molta attenzione alle tematiche di sostenibilità, innovazione, le quali, secondo il mio parere, sono tematiche al giorno d'oggi sempre più importanti, appunto per avere importanti per il nostro futuro, per un futuro più green, appunto. E oltre a dare un alto valore aggiunto anche all'azienda. E quindi tu ti senti di fare nel tuo lavoro anche qualcosa per l'ambiente? Sì, certamente. La Dani, appunto, è molto improntata sulla sostenibilità e l'innovazione, e diciamo che appunto la pelle, essendo un prodotto lavorato e realizzato utilizzando principalmente prodotti chimici, i quali sappiamo bene che impattano nell'ambiente, penso che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a livello proprio chimico dei prodotti utilizzati per la produzione della pelle giochi, diciamo, un ruolo fondamentale. Per un minore impatto ambientale. Grazie a Sebastiano, abbiamo capito che con la moda potete anche specializzarvi in ambiti che siano coerenti non solamente con quelle che sono le vostre passioni, ma anche con quella che è una vostra visione di futuro, e la sostenibilità gioca un ruolo molto, molto importante nell'ambito della moda, sappiatelo. Ne parliamo anche con Fabrizio Proietti, che è un dirigente del Ministero dell'Istruzione. Nel 2018 è stato firmato in particolare un protocollo d'intesa tra Sistema Moda Italia, che è la federazione che riunisce del tessile della moda, che riunisce quasi 50.000 imprese, e Fabrizio Proietti ne presiede il comitato paritetico. Ecco, è sicuramente un'alleanza molto importante questa, dottor Proietti, anche per, come abbiamo visto, fare in modo che i ragazzi trovino un'occupazione coerente con il proprio titolo di studio. In che modo si sta muovendo la rete e il Miura in questo senso? Sì, ha detto bene, ha parlato giustamente di alleanza. Noi riteniamo una cosa, che in Italia abbiamo dei settori produttivi altamente strabilianti e che possono essere sviluppati se si capisce che il discorso parte dall'istruzione e dalla formazione. Quindi la nostra idea è stata quella di, dopo aver impiantato un ordinamento dell'istruzione tecnica e professionale soprattutto, che in questo caso riguarda anche il settore della moda, abbiamo ritenuto che fosse fondamentale istituire dei legami tra la scuola e il mondo del lavoro. Quindi quale miglior partner se no il sistema Moda Italia, con il quale abbiamo siglato un protocollo d'intesa nel 2018 proprio in occasione del Job Orient a Verona, e che sta dando notevoli frutti. A questo partner Sistema Moda Italia, che sappiamo tutti riunisce quasi 50.000 aziende del settore della moda, 400.000 addetti circa, a questo partner abbiamo pensato bene di contrapporre, ma in un'alleanza ovviamente, legare una rete di scuole. Il professor Peverelli prima ci ha spiegato come la rete TAM, che lega più di 80 istituti che lavorano nel campo dell'istruzione e della formazione nel settore della moda, la rete TAM fa da contraltare al sistema Moda Italia, e quindi c'è una sinergia che si può creare tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e il mondo produttivo. Adesso la sfida principale qual è? È quella di prepararci alla ripresa produttiva, perché è evidente che la crisi pandemica verrà superata,
e ci sarà una ripresa economica, direi abbastanza robusta, questo almeno ci dicono gli esperti di economia e anche gli indicatori del nostro paese, ma di altri paesi che hanno superato questa crisi. Quindi dobbiamo essere pronti ad accettare questa sfida. E quale migliore fattore diciamo, che può dare il carburante alla ripresa economica se non quello della istruzione e formazione, sia dal punto di vista dell'istruzione tecnica che dal punto di vista dell'istruzione professionale. Nel settore della moda noi abbiamo sia nell'istruzione tecnica che nell'istruzione professionale abbiamo degli istituti che si occupano di moda, ma moda non intesa soltanto nel campo del design, che nella ricerca del settore dei tessuti, dei materiali ecocompatibili, abbiamo sentito le ragazze prima che ne parlavano, e nuove tecniche produttive di tipo innovativo. Tutto questo ovviamente è legato a una filiera formativa che, come proseguirà poi questo convegno descriverà, non si ferma alla scuola secondaria superiore, ma continua col mondo degli ITS. Benissimo. ITS che quindi valorizzano anch'essi il Made in Italy. Grazie mille al dottor Fabrizio Proietti del Ministero dell'Istruzione, che mi ha dato proprio la palla per portarvi in questo mondo degli ITS. Ne abbiamo sentito parlare durante le testimonianze delle ragazze e dei ragazzi che si sono succeduti prima. Cosa sono questi ITS? Noi adesso, per spiegarvelo, abbiamo delle slide da mostrarvi. Sono delle scuole di alta specializzazione tecnologica, un post diploma che esiste da una decina d'anni. Magari molti di voi ancora non ne hanno sentito parlare, male, ve ne parliamo noi adesso, andiamo avanti con la slide. Allora, vedete, gli istituti tecnici superiori hanno un 92% di possibilità di occupazione dopo il diploma, il 90% ha un lavoro coerente col proprio percorso di studio, cioè non è che vado a studiare una cosa e poi mi ritrovo per necessità di lavoro a farne un'altra, no, studio e poi lavoro nel campo in cui mi sono specializzato. Andiamo poi avanti con la prossima slide. Vedete il dato che vi ho dato prima, 48.000 tecnici nell'ambito del sistema moda italiano nei prossimi 5 anni. I diplomati nelle scuole tecniche saranno il 35% del fabbisogno, i laureati il 7% e i diplomati superiori il 20%, quindi 9.600 figure. Valutate questa possibilità, lo dico ai ragazzi che sono all'ascolto e che stanno seguendo gli ultimi anni delle scuole superiori. Ci sono gli istituti tecnici superiori che sono un'ottima alternativa anche al percorso universitario, perché come avete sentito il collegamento con il mondo produttivo manifatturiero della moda italiana è sicuramente strettissimo e lavorate e studiate e conoscete aziende nello stesso tempo. Ultima slide, ultime due che abbiamo, vediamo, 104 fondazioni e ci sono in particolare 8 ITS nell'ambito della moda, ne parleremo poi più a fondo con la responsabile del ministero di questo, e l'ultima slide, eccoli qua, quelli della moda sono quelli che vedete, ce ne sono un po' in tutta Italia, in Abruzzo, in Lombardia e Veneto, in Campania, in Toscana, nelle Marche, in Piemonte. Con i vostri responsabili dell'orientamento nelle scuole fate in modo che vi parlino di questi istituti, se già non lo fanno, sono sicura che molti lo fanno già, perché sono un'ottima possibilità di approfondire e anche di avere un'occupabilità, un altissimo tasso di occupabilità una volta finito lo studio, e non è cosa da poco, specialmente di questi tempi. Parliamo con una di queste ragazze che hanno frequentato gli ITS, si chiama Angela Pastore, anche lei diplomata al liceo artistico e in storia dei beni culturali, quindi vedete che non è una cosa che uno dice faccio un istituto tecnico professionale e poi un ITS, sì, c'è una coerenza, però si può arrivare anche dal liceo, vero Angela? Com'è stato il salto? Una formazione umanistica, artistica e poi passi a un ITS, quanto difficile è stato? Non ti sentiamo, non ti sentiamo, il microfono forse devi... Attivato. Ecco, perfetto. Adesso è attivato. Ciao, buongiorno allora, a tutti. Com'è stato sto salto? Allora, io avevo fatto proprio l'università, poi anche in storia e tutela dei beni culturali, e dopo l'università cercavo una professione più pratica.
innamorata del settore della moda, come la maggior parte degli studenti che poi intraprendono il percorso, e inizialmente avrei voluto fare un percorso di disegno e stile. Con l'ITS mi sono confrontata proprio con delle materie molto più pratiche, che andavano dal disegno di stile al disegno su forma, modelleria, ma anche tecnologie di materiali, gestione del prodotto, schede tecniche, insomma delle materie estremamente pratiche che venivano spiegate dalle basi. Quindi anche se avevo una formazione di tipo umanistico-culturale, la formazione professionale data dall'ITS è stata assolutamente semplice, diciamo, perché nulla era stato dato per scontato, tutto è stato spiegato veramente dalla base fino all'accompagnamento, alla professione vera e propria. Allora, Angela ha fatto il corso all'ITS Cosmo di progettazione, design e sviluppo della calzatura, poi si è trovata a lavorare alla fine in Ermenegildo Zegna a fare la product specialist. Cosa fa una product specialist? Allora, la product specialist è il tramite fra lo stile e la produzione. Traduce, diciamo, i concetti stilistici, il desiderio di stile in prodotto finito. Lavoro con il merchandising, quindi aiuto a realizzare la collezione, capisco cosa è stato venduto prima, cosa serve nel mercato, nei diversi mercati, poi d'appartenenza, perché Zegna vende in tutto il mondo, quindi i prodotti sono chiaramente diversi fra il prodotto italiano da vendere in Italia e il prodotto da vendere nel mercato asiatico. E assieme al team di designer collabora con loro anche nella ricerca dei materiali, chiaramente delle tecniche di lavorazione del prodotto, avendone le competenze, avendo maturato le competenze sia durante gli studi che nel percorso poi lavorativo precedente. E in più traduco quindi il disegno di stile e mando gli input all'azienda produttrice, che deve poi mandarmi il prodotto finito dal prototipo, campionario e produzione, quindi è proprio una figura di tramite fra... Esatto. E che ha anche un suo sfondo comunque creativo, lo mantiene, no? Ecco, io volevo ringraziare Angela Pastore e fare un bel in bocca al lupo speciale, per la verità, perché so che è diventata mamma da qualche anno e adesso con la pandemia fa fatica a gestire viaggi e tutto quanto, e ha dovuto mettersi in stand-by. E volevo fare una sottolineatura perché dobbiamo creare anche una società in cui le energie e l'apporto femminile possano esprimersi al meglio, anche se si diventa mamma. È un tema annoso, lungo, c'è ancora molto da fare in Italia, quindi ti facciamo un in bocca al lupo speciale, ma le tue competenze non abbiamo dubbi che troverai subito appena le condizioni ci saranno. Raffaella Caprioglio, presidente di Umana, che è una delle più importanti agenzie per il lavoro in Italia. Buongiorno Raffaella, ci ritroviamo anche quest'anno. Chiediamo subito a Raffaella, così abbiamo sentito l'esperienza di Angela e di anche tanti altri che hanno lavorato in ambito ITS. Quanto sono richiesti questi ragazzi nell'ambito della moda? Buongiorno a tutti ancora, sì, quest'anno ci troviamo in maniera molto particolare. Questi ragazzi sono molto richiesti, non c'è dubbio, tanto che noi da sempre abbiamo creduto nell'ITS, siamo molto attivi, collaboriamo con questi ITS, anche della moda naturalmente. Sono richiesti perché è un po' tutta la filiera, quello di cui parlava il presidente Marcolin prima, è tutta la filiera, la moda è molto di più appunto di una sfilata, e quindi i ragazzi, i tecnici del prodotto, quello che raccontavano nel dettaglio i vari ragazzi che abbiamo sentito, sono esattamente le figure che ci vengono chieste, dalla pelletteria al tessile all'occhialeria. Noi lavoriamo con tutti questi ambiti e confermo che sono le richieste maggiori che abbiamo. Senta, voi avete 140 filiali, 25.000 persone avviate ogni giorno al lavoro, una visione globale dei fabbisogni delle imprese. Qual è stato il trend dell'assunzione nella moda in questo difficile periodo?
Sì, allora fino a marzo 2020 il settore era in costante crescita del 15-20%, quindi confermando i dati che avevo dato anche l'anno scorso a Job Orienta. Poi evidentemente c'è stato un calo, però il calo non è così grande, c'è stata una trasformazione, almeno per quanto ci riguarda, c'è stata una trasformazione di richieste. Naturalmente il mondo del retail ha avuto una debacle importantissima, però è stato sostituito per le richieste proprio dalla parte operation, quindi esattamente i ragazzi che escono dall'ITS. Lì continuiamo ad avere richieste un po' di tutti i tipi e quindi c'è proprio, confermo, un grande bisogno di tecnici. Cerchiamo tecnici, modellisti, prototipisti, incisori per quanto riguarda la gioielleria, orlatrici nel calzaturiero, ma anche controllo di gestione, HR, amministrativi, contabili e per il mondo della logistica. Un po' tutto il mondo che sta per l'appunto dietro alle sfilate, ma che oggi è per fortuna ancora attivo. Quindi la nostra esperienza ci dice che le richieste ci sono ancora oggi, si sono trasferite in qualche modo da ciò che era molto forte prima e le richieste che abbiamo oggi. Però ribadisco l'importanza degli ITS, ho visto tante esperienze, anche alcuni ragazzi che conosciamo, che hanno frequentato ITS in cui siamo molto operativi e quindi anch'io faccio questo appello a entrare meglio in queste realtà, conoscendole in maniera più approfondita per fare scelte che poi possono essere di vero successo. Raffaella, un passaggio su una cosa molto importante. Voi fate un'indagine, avete fatto anche quest'anno, che si chiama Attitudini, per capire la mappa emozionale della felicità al lavoro. Ecco, è una cosa importantissima secondo me, perché il lavoro va visto non solamente dal punto di vista delle imprese e dei loro fabbisogni, ma anche da parte dei ragazzi, di quello che loro si sentono, vogliono fare, perché più si sentono portati e più sentono che è coerente con la loro visione del mondo, più possono dare. Che cosa è emerso in poche parole da queste indagini che avete presentato? L'indagine quest'anno ha potuto contare addirittura su 2500 questionari a cui i ragazzi hanno risposto, cioè 2500 ragazzi ne hanno preso parte. Beh, diciamo, vado in maniera molto sintetica, poi sono a disposizione tutti i dati. I ragazzi vedono il mondo del lavoro in maniera proprio al 50% come un'occasione di crescita, al 50% come un'opportunità di guadagno. Quindi insomma sono un po' divisi tra queste due realtà. Però io voglio dare un segnale che forse non è particolarmente positivo, perché questi ragazzi, solo di questi ragazzi, solo il 7,7% dice che dopo la qualifica vorrebbe frequentare un ITS. A mio parere questo accade solo perché c'è ancora troppa poca conoscenza di cosa sono questi ITS, Esatto. Perché poi abbiamo prove continue che quando li frequentano, quando fanno percorsi anche con noi di apprendistato, prima ho sentito parlare di apprendistato, ecco io vorrei ribadire l'importanza per i ragazzi di essere lavoratori studenti, facendo un ITS e avendo un apprendistato di alta formazione come quello che noi continuamente proponiamo e sviluppiamo con gli ITS. Qui è un modo per entrare nel mondo del lavoro e quindi questa è un'ulteriore possibilità data agli ITS. Non è possibile che solo il 7,7% di ragazzi veda dagli ITS uno sbocco, quando dagli ITS si esce per andare direttamente a lavorare sostanzialmente e anche a fare un lavoro coerente, che è un'altra cosa molto importante. Esatto. Grazie a Raffaella Caprioglio che ha detto una cosa che vorrei sottolineare anch'io, perché non l'abbiamo detto prima, ma Sebastiano Gonella, che è Green Leather Management, quando gli ho parlato mi ha detto no, ma io di questo ITS non ero mai venuto a conoscenza se non nel momento in cui c'è stata un'occasione particolare in cui sono venuti a parlare a scuola. Ecco, lui ha avuto questa occasione, molti altri non ce l'hanno. Vorrei proprio parlare con Antonietta Zancana, che è dirigente del NIUR, responsabile di ITS Italia, anche di questa problematica. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Allora, abbiamo sentito solo il 7% da questa indagine di Umana vuol fare un percorso ITS. Credo che stiate lavorando molto anche per farli conoscere e per far capire che non è un percorso di secondaria importanza rispetto a quello universitario.
Beh, buongiorno a tutti, in particolare ai ragazzi e alle ragazze che dovranno scegliere il loro percorso formativo per costruirsi poi il progetto di vita che desiderano di più. Bene, allora il Ministero ci crede negli ITS e ci crede con i fatti. Di fatto quest'anno e anche negli anni passati le risorse che hanno finanziato le attività di orientamento sono cresciute e sono state fatte azioni di orientamento in tutte le scuole superiori, soprattutto tecnico e professionale, ma anche i licei, perché come è stato detto prima, si va all'ITS anche provenendo dal liceo e anche diciamo come un percorso successivo alla laurea accademica. Cosa vuol dire questo? Che gli ITS devono essere considerati una offerta formativa di serie A perché funzionano, perché hanno, diciamo, dalla loro parte in questi 10 anni dalla loro nascita, hanno, diciamo, delle performance sempre costanti rispetto a un fattore fondamentale per le nuove generazioni, che è quello dell'occupazione. Tuttavia, gli ITS dobbiamo ricordare che sono un'istruzione terziaria, quindi diciamo sono istituti, come è stato detto anche da chi li ha frequentati, le studentesse e gli studenti che mi hanno preceduto l'hanno spiegato molto bene, sono impegnativi, per quanto la modalità di apprendimento sia una modalità molto avvincente, perché è in contesto. Praticamente oltre il 60% dell'attività formativa si svolge in stage in collaborazione con le aziende che ne fanno parte addirittura della governance degli ITS. Il 42% sono proprio partner aziendali. E le aziende lavorano all'interno dell'ITS per costruire il curriculum, per offrire appunto, diciamo, gli stage agli studenti o i percorsi di apprendistato, come è stato detto dalla dottoressa Cabriolio, che saluto, e che sono i percorsi impegnativi perché si tratta di apprendere lavorando. Ecco, diciamo è molto avvincente, ma allo stesso tempo, come ha detto la studentessa che è stata, diciamo, molto molto rilevante per quanto riguarda la sintesi degli ITS, che ha dato a lei l'opportunità di mettersi in gioco volendo qualcosa di più. Ecco, l'ITS in questo momento può dare proprio un contributo anticipante perché può formare tutte quelle figure che diciamo sono investite dalla digital transformation, soprattutto nel settore moda del Made in Italy, che diciamo ci fa grandi in tutto il mondo, e che sono introvabili, sono assolutamente introvabili. Si stima che praticamente per ogni diplomato ITS ci siano 7 aziende disponibili a offrire un contratto di lavoro. Questo è importantissimo. Tra l'altro, un'ultima cosa velocissima, il tasso di occupazione dei diplomati agli ITS della moda rispetto agli altri. Deve essere interessante questo dato. Sì, allora praticamente noi abbiamo una filiera, quella della moda, che insomma è stato confermato anche prima, è una filiera molto molto forte, ed è stata costruita molto bene, direi anche in senso verticale. Questo è molto importante perché il sistema ITS funzioni. Ecco, l'occupazione nel settore moda arriva all'87% e si colloca subito dopo quello della meccanica e della meccatronica, che è un altro, diciamo, settore molto trainante nel nostro paese. Cosa vuol dire questo? Che offre veramente delle possibilità molto ampie di occupazione nei settori strategici. E ci sono tante figure, come dicevo, che vengono formate proprio negli ITS, come il modellista CAD, il tecnologo sia tessile che della pelle, il designer CAD, ma anche figure trasversali, no? Applicabili a tutti i sottosettori della filiera moda, quindi l'analista digitale della catena della fornitura, il tecnico della sostenibilità, il professionista del marketing digitale, l'analista della sequenza temporale di processo e di produzione, quindi tutte figure che hanno una cifra tecnologica molto molto alta e che saranno insostituibili proprio nel post-Covid, in quanto appunto ci sarà il bisogno di rilanciare la nostra industria della moda nel mondo.
nel mondo. Grazie ad Antonietta Zancana anche per aver elencato un po' di specializzazioni nell'ambito ITS della moda. Quando poi si chiude un percorso di ITS si fa una specie di tesi, che è una tesi concreta su un caso di studio effettivo che un'azienda assegna alla scuola. In questo caso parliamo del caso di studio dell'azienda Diesel assegnato agli studenti dell'ITS Cosmo di Padova, che gli ha chiesto trovate qualcosa, vi adattate dei vecchi capi, fatti la tesi su questo, ed ecco che cosa è successo. Vediamo il video. Ognuno dei gruppi ha assegnato un titolo al proprio progetto e sono Destroy, Listen, Deep e il nostro Ready to Unwear e partiremo dopo. Per spiegare meglio questi dati abbiamo voluto inserire 3 microconcetti che spiegassero meglio il concept, ovvero la caduta dell'1/1, i tagli delle opere di Luigi Fontana e lo sbarco sulla Luna del 68 con l'Apollo 8. Abbiamo chiesto ai nostri consumatori quali cambiamenti avrebbero apportato al brand. Riprendendo il concetto di ribellione abbiamo introdotto un pugno, uno dei simboli distintivi di Diesel. Breathe in, breathe out. My boy Dax up in Canada. Ice on my neck, doesn't come in. I'm a pretty boy, I'm stunning. I wanna hold. Breathe in, breathe out. Ecco, avete visto quanta creatività, ma anche quanta tecnica, quanto ingegno ci mettono questi ragazzi dell'ITS nelle loro produzioni finali, cose che vanno tutte a vantaggio delle aziende per le quali lavoreranno. Tra l'altro volevo fare una sottolineatura: il Ministero dell'Istruzione, la ministra Azzolina, ha recentemente detto che per gli ITS saranno stanziati 2,2 miliardi di euro per i prossimi 4 anni, quindi ci sarà un investimento massiccio anche per ampliare l'offerta formativa, per raccordarli ancora di più alle imprese, creare opportunità di lavori in laboratorio. Insomma, nell'industria tecnica ci si crede molto e ci crede molto anche la Regione Veneto. Abbiamo ospite con noi l'assessore alla formazione, istruzione e lavoro della Regione Veneto, Elena Dorazzana, che anche quest'anno con noi chiude questo nostro appuntamento. Del resto Job Orienta, come sapete, si svolge a Verona in Veneto. Dicevo, ci crede il Ministero, c'è stato questo annuncio, ma ci crede molto anche da sempre la Regione Veneto nella formazione tecnica. Abbiamo visto un sacco di belle esperienze ed è giusto continuare su questa linea. Intanto buongiorno a tutti, grazie Cinzia. Io vi ho seguito anche dalla piattaforma normale perché subito non riuscivo ad accedere come relatore. E devo dire che guardandolo anche da fuori, perché poi so che con voi sono protagonista di questo, perché le regioni, non solo il Veneto, ma le regioni, soprattutto durante Job, in questi ultimi anni hanno voluto far vedere quanto per noi, sistemi regionali molto collegati col territorio, con le nostre imprese, si credesse agli ITS. E quindi ogni anno per noi Job rappresenta anche una verifica dell'andamento degli ITS e un rilancio in termini di comunicazione, di interventi istituzionali.
E devo dire che all'interno di questo, intanto Cinzia ringrazio te perché sei stata veramente una padrona di casa impeccabile, lo sei stata dal palco l'anno scorso, lo sai anche in questa rete, hai saputo tenere insieme tutta Italia e questo secondo me è il valore aggiunto, per cui ringrazio Confindustria Nazionale di avere scelto in job il momento della vetrina della rete TAM. E guardate, quella della rete TAM è secondo me una intuizione estremamente intelligente. E non mi sentirete parlare di Covid, perché per me è quando si fa una stagione di moda si pensano alle stagioni dopo. Ecco, già pensiamo a quella dopo, dobbiamo già essere proiettati a quella dopo, perché il nostro pensiero è oltre, è già risolto. Noi dobbiamo guardare i nostri fondamentali, cioè a ciò che ci rende unici ed irripetibili nel mondo, è l'unicità della nostra cultura, della nostra storia, non è una banalizzazione. Quando nel video che ho apprezzato molto, e faccio i complimenti ovviamente a Ruzza che ci dà sempre grandi soddisfazioni, mi permetteranno gli altri studenti d'Italia di essere particolarmente fiera di ciò che accade in Veneto, però io sono, guardate, orgogliosissima della nostra nazione tutta e credo che l'italianità nel mondo, non solo la declinazione del Made in Italy, come ha detto prima la manager dell'occhialeria, ma nel mondo l'italianità è uno stile, è un respiro, è un luogo, è la bellezza, è l'originalità. Non esiste un museo, Parigi, San Pietroburgo, Londra, New York, che non abbia la più parte di opere d'arte che siano l'Italia. Allora il mondo vorrà tornare qui al più presto possibile, vorrà vestire di noi, vorrà indossare i nostri occhiali, le nostre pellicce, le nostre scarpe, le nostre borse, se sapremo guardare esattamente con questa ambizione. Cioè stiamo già pensando alle stagioni della moda che dovremmo declinare noi. C'è tanta professionalità negli ITS, proprio professionalità per me significa avere la capacità di tradurre la creatività in un progetto di business, perché deve essere sostenibile anche economicamente, non solo sostenibile nell'accezione culturale che oggi si dà. E la sostenibilità economica ci dice però anche di quel passaggio che ha fatto la presidente di Umana, Capriolio, che è sempre molto attenta. Umana sta facendo veramente un grande lavoro di reclutamento, di analisi dei fabbisogni. La sostenibilità economica è anche la sostenibilità delle nostre professionalità. L'intelligenza nelle mani ha un valore economico straordinario. Quindi non c'è solo l'intuizione di quella bellezza, c'è anche la nostra grande capacità di fare e di fare bene. Ecco, io confermo che le regioni continueranno e apprezzo molto, in questo caso il Ministero ha deciso di dare un segnale importante anche di tipo finanziario a voi studenti, quelli che ci stanno seguendo e che stanno interrogandosi se fare o meno un percorso di ITS nel mondo della moda. Dico fatelo. Se siete intelligenti, avete voglia di lavorare e volete mettervi alla prova, perché queste sono le condizioni. Poi tutto il resto, le aziende, la formazione, i percorsi, siamo in grado di darli noi a voi, però le caratteristiche principali devono essere queste. Questo è anche la cifra vincente di un ITS, di questa rete della moda che parlerà italiano sempre di più nel mondo. Grazie Adela Donazzana, un'importante sottolineatura, ha detto sì, usciremo da questo periodo. Tra l'altro ho scritto recentemente di un'indagine in cui si dice si spende poco, ma perché purtroppo il momento è questo, ma la gente ha voglia di tornare a spendere, di tornare a comprare, di andare a prendersi un bel capo, un bel gioiello, un bel paio di scarpe, insomma, no? È una situazione momentanea, ma poi grazie anche ai giovani ripartiremo con sicuramente con un plus. Ha citato Elena l'istituto Ruzza di Padova, che è un istituto completo, tecnico, professionale, anche l'ITS Cosmo al suo interno. Ogni anno propone uno stage finale e nel video che adesso vi proponiamo come chiusura c'è una collezione di queste manifestazioni che ci sono state nel centro di Padova,
ma che non sono limitate solo all'Istituto Ruzza, vogliono un po' celebrare il lavoro, l'impegno, la dedizione, la creatività, la specializzazione tecnica di tantissimi istituti tecnici e professionali in Italia, aggiungiamoci anche gli ITS. Quindi questo video con il quale concludiamo è dedicato a tutti voi ragazzi che ci seguite da casa, dai vostri computer. Pensate a questo tipo di percorso perché potrebbe essere un vanto per voi, per la vostra carriera, per la vostra possibilità di esprimervi e di supportare un settore che è un vanto nell'Italia e nel mondo. Guardiamo insieme il video dell'Istituto Ruzza e appuntamento l'anno prossimo. In bocca al lupo a tutti ragazzi.